Allora, lei mi dice un punto di forza nostro poco sfruttato, questo ormai è un dato di fatto, di cui potrebbero vivere moltissime persone anche bene, egregiamente, è il turismo, e lì lo sappiamo, come una piaga praticamente. C'è una piaga, un punto di forza però mal utilizzato un po' a livello nazionale, persino da noi. Gli altri invece quali sono, altri punti di forza del nostro territorio, per parlare di territorio? Beh, ritornerei a un tema della logistica. Non è stato sfruttato per i motivi di prima, però la logistica oggi sta dando dei segnali di ripresa. Non voglio citare i casi estremi che poi bisogna leggere di Amazon o di qualcun altro, però stanno, diciamo, riportando e magari stanno costruendo o hanno in animo di costruire e occupare terreni oggi agricoli per fare capannoni, quando potrebbero invece essere recuperati o demoliti i capannoni esistenti per rigenerare nuovi capannoni. Ma non si era detto che non si poteva più o che non si sarebbe più dovuto? Lo so, ma di fronte che un comune vive anche su quello che può essere l'ICI, purtroppo queste cose non trovano sempre la concomitanza. Allora ci vorrebbe la lungimiranza dell'amministratore che indirizzi questi grandi a investire dove ci sono delle aree dismesse. Però la logistica è un fattore determinante, perché la logistica, l'e-commerce porterà ad avere una parcellizzazione sul territorio, perché lei vorrà un prodotto e lo vorrà nel giro di 2 ore. Sì. Quindi dovremmo riparcellizzare, cioè dovremmo riportare non più tutto in un hub centrale a livello nazionale, ma un hub magari a più hub centrali e a tanti magazzini periferici. Allora anche questo quindi serve. Si ritorna indietro quello che erano? Si ritornerà indietro. Io credo che Amazon, dopo aver aperto Milano e Roma, sta aprendo vari punti. Questo creerà da una parte per un operatore logistico una competizione, ma questo è il mercato. Però dall'altra parte attenzione, perché stiamo rimettendo in discussione il territorio. Sì. E quindi questo dovrebbe essere sempre tanto va giù, tanto cresce, perché oggi gli edifici devono essere fatti anche con nuove tecnologie, con nuove, diciamo, caratteristiche costruttive che non erano certe quelle di 20 anni fa. Il nostro territorio da questo punto di vista è anche attrattivo, ci sono aree industriali in giro per il mondo, per l'Europa, che sono anche attrattori. Lei come lo vede? Ma noi abbiamo tutto, un po' ne abbiamo parlato fino ad ora, però ne abbiamo tutto, però non li mettiamo in una catena funzionale, cioè snellezza della burocrazia, rapidità di intervento, localizzazione di aree industriali ben definite. Perché ben definite? Perché devono avere la ferrovia per l'intermodale, devono avere possibilmente dove c'è la banchina. Sono tutti sistemi che devono essere messi a fattor comune per un nuovo progetto industriale, di politica industriale. E lo stesso vale per il turismo. Il turista che scende in aeroporto a Tessera non può essere abbandonato a se stesso, deve essere a monte, quindi ci deve essere un progetto di marketing, di comunicazione, di rete, di siti, e poi deve trovare qui e deve avere un pacchetto di servizi. Noi abbiamo un mondo, veniamo dall'Expo, abbiamo un mondo del food, ma del food di qualità. Dobbiamo puntare ad attrarre i turisti a visitare il nostro entroterra, a vivere il food, a vivere quello che ci sta, il food e beverage, a vivere la cultura, no? E quindi drenare anche turisti poveri che visitano Venezia con l'ombrellino e portarsi dei turisti ricchi che sono interessati magari a una modalità di visit green per muoversi per il territorio. Abbiamo un Veneto che sta crescendo come ciclovie. Dobbiamo sviluppare un progetto green, una politica industriale sul progetto green, ma dobbiamo reclamizzarlo, perché non è che basta che ce lo diciamo tra me e lei o tra noi e il Presidente Zaia. È il mondo che deve trovare dei siti con cui trova qua il modo con cui prenotarsi e penetrare il territorio. Abbiamo fatto fare uno studio al CISET come Camera di Commercio, e un turista green spende mediamente da 3 a 5 volte quello che spende un turista che viene a Venezia. E il turista green mediamente ritorna 3 volte sullo stesso posto, perché vuole conoscere le tradizioni, vuole conoscere la cultura, vuole acquistare i nostri prodotti. Vuole vivere esperienze. Quello è il turismo che dobbiamo puntare noi. Però non siamo strutturati assolutamente per questo. No. Però se ci lavoriamo come squadra, anche noi imprenditori abbiamo del supporto poi di quelle che sono le regole del gioco che le stabilisce l'amministratore pubblico e la regione che magari investe su questi argomenti qui, sicuramente si genererà una nuova impresa dedicata a un turismo green. Infatti no, questo è importante. Andando anche nello specifico, secondo lei le imprese che hanno avuto dei problemi, tracolli eccetera, su che cosa dovrebbero puntare, se poi coincide con quanto ha detto, no, per poter essere imprese di successo, per
andare avanti? Ci sono degli elementi? Allora, leggevo alcune didascalie che passavano in TV. Prima di tutto non mollare. La crisi è passata, non mollate adesso, perché adesso dobbiamo rimboccare le maniche e dobbiamo insistere. Dobbiamo puntare sull'innovazione. Cercate ognuno di voi di fare innovazione di servizi. Nel turismo abbiamo delle situazioni veramente inaccettabili. Antiche. È inaccettabile, è inammissibile che uno speculi per la posizione e non innovi la stanza. Quindi non ci sono ancora i collegamenti wifi in tante zone. Quindi dobbiamo innovare già dalle piccole cose. Il terzo fattore, dobbiamo fare squadra, dobbiamo aggregarsi. Noi stessi come azienda siamo pronti a fare dei ragionamenti di internazionalizzazione e per aggregarsi, perché il modello è un modello ormai internazionale. Questi sono elementi, anche il turismo, aggregarsi con operatori della vicina Austria, della vicina Baviera o che hanno esperienze su come hanno innovato per presentare dei pacchetti. Può essere un'opportunità per i nostri, vuol dire dotarsi di un DNA e di una cultura che ci vorrebbero altrimenti i tempi, quindi non abbiamo paura di aggregarsi. Poi ci sono altri due fattori, uno è la finanza. E noi qui l'abbiamo persa e quindi questa è una grande responsabilità perché le nostre idee hanno bisogno di sostegno finanziario e avere una centralità univoca poco interpreta le esigenze del territorio e difficilmente riesce a capire le cose che effettivamente possono avere un futuro. Tutto viene relegato a un computer che deve fare l'indagine del rating, però ci sono realtà ancora oggi, anche quotate in borsa, che del rating non ne hanno proprio bisogno, perché vanno malissimo, eppure gli investitori investono e credono. Allora io dico, non parlo di grandi, però dobbiamo aiutare le piccole e medie imprese ad avere un supporto finanziario per far decollare i loro progetti, non i loro sogni, i loro progetti. Esatto, qui tocchiamo l'aspetto, appunto l'hai detto finanza, finanziamenti, notoriamente erano le banche per il nostro territorio che provvedevano in questo senso. C'è stato un tracollo importante, prima ci si è messa la crisi e quindi la chiusura dei cosiddetti rubinetti di finanziamento alle imprese e poi ci sono messe le banche stesse che hanno provveduto a dare la mazzata finale. Allo stato attuale quindi l'imprenditore, perché non volga lo sguardo verso finanziamenti non idonei, molto rischiosi, cosa dovrebbe fare? L'associazione di categoria, chi confidi? Sicuramente i vecchi modelli partoriti tanti anni fa, i confidi, resta comunque un punto di riferimento. Mi auguro che Veneto Sviluppo possa giocare un ruolo determinante nella sua regione, parlando sempre di territorio, no? Gioco di squadra, mi auguro. E poi mi auguro che altre banche locali, magari non del Veneto ma locali, possono crescere e trovare in quegli imprenditori, in quei privati che avevano investito in queste due banche, nuova linfa da loro e magari anche fiducia da loro per creare di nuovo un tessuto anche bancario, ancora di stampo, se non veneto, quantomeno del nord-est. Quindi questo diventa indispensabile. Ma bene, gli interlocutori è importante, cioè ragionare con un interlocutore che ti conosce le tue origini, che sente naturalmente. È giusto che poi ci sia una disamina di un business plan, oggi bisogna fare tutto con un business plan, però voglio dire, il business plan è un futuro, la linfa iniziale serve. Allora questo connubio ci deve essere e non sempre, voglio dire, non è che l'imprenditore non vuole investire. A volte si trova in una condizione di 10 anni di crisi, però ha qualcosa che comunque funziona e vuole farlo decollare. Ma infatti, leggendo anche tra le righe di alcuni messaggi che sono arrivati e sapendo benissimo quali sono i problemi della nostra impresa, per rilanciarle il problema delle tasse. A parte la burocrazia, le tasse sono un problema, lei dice giustamente, perché l'imprenditore alberghiero turistico non innova? Gli poni questa domanda, dice perché ho le tasse, sono oberato fin qua dalle tasse, costo del personale che per noi è un costo doppio rispetto a un altro paese, poco mi resta per pensare anche a innovare, risistemare, rifare eccetera. In altri paesi invece lo fanno, persino in Grecia hanno avuto dei finanziamenti da parte dell'Europa e hanno innovato dal punto di vista turistico, veramente è un paese per esempio che, dico la Grecia perché la conosco la situazione della Grecia tutti quanti, però è cresciuta paurosamente, le strutture di ricettività hanno fatto un salto di qualità pauroso.
Per esempio, ma hanno avuto delle agevolazioni? Allora, questo problema di propaganda sulle tasse che viviamo a ogni scadenza elettorale è un problema credo quasi insormontabile, no? Adesso dicono se paghiamo tutte le tasse potremmo pagare molto bene. Bisognerebbe fare una legge e che abbiano il coraggio però di dire dal prossimo anno non incasseremo più il 54% ma incasseremo il 30% da tutti, sperando che poi tutti esatto. facciano la sua parte nei controlli. Credo che sia un percorso comunque da perseverare. Tornando al territorio, io credo che noi cittadini, noi imprenditori versiamo molto nelle casse dello Stato attraverso poi alla fine la Regione. La Regione ha una forte, diciamo, credito nei confronti del contributo che dà il Veneto allo Stato. Ecco, credo che ci sia anche qui una lettura per far sì innanzitutto che la Regione non ci applichi lei magari cosa che non sta facendo, ma non vorrei che mai un domani, dovendo percorrere l'asfaltamento delle strade, non avendo più risorse, venga a chiedere a noi delle addizionali, no? Per cui è importante secondo me anche ristabilire un equilibrio tra quelle che sono le risorse che possono stare nel nostro territorio per fare cosa? Quelle strade che dicevamo prima, quegli interventi di manutenzione che dicevamo prima, quell'intervento magari anche sull'area di Porto Marghera che ha bisogno di un intervento per essere rimesso a disposizione, per essere commercializzato, dico fisicamente, ai nuovi investitori. Ecco, qui c'è anche quest'altra lettura, no? Di quanto il Veneto contribuisce alle tasse nazionali e di quanto invece resta poi nel Veneto. Poi oltretutto con una disuguaglianza con il Friuli vicino e con gli amici del Trentino dall'altra parte, quindi proprio una tenaglia tra il nostro sud, il Trentino, il Veneto e il Friuli. Questo è un altro aspetto. E io volevo interrompere nello specifico perché tra l'altro l'opportunità di averla qui in studio è che lei è presidente di un'azienda, la Zanardo Servizi Logistici, che ha una crescita superiore al 5%, mi corregga se non è vero. Corretto. È una crescita rilevante, veramente. Allora vorrei, proprio perché si parlava esempi concreti, aziende di successo, chi è riuscito a fare il salto, eccetera, che lei ci raccontasse quali sono le chiavi secondo lei del suo successo, però prima magari ci descrivesse anche la sua realtà aziendale, proprio per fare capire di che cosa stiamo parlando ai nostri telespettatori. Io sono la seconda generazione, un'azienda di oltre 55 anni. E questa è già la prima cosa rilevante, passaggio generazionale fatto. Sono una seconda generazione che ha cercato di portare avanti il modo di fare impresa pagando negli scotti, mettendo al centro sempre la persona, l'integrità, la moralità, il modo di fare business. E questo naturalmente mi ha permesso di portare avanti l'azienda di famiglia e mi auguro un domani di passare anche un testimone, perché questo è il mio compito oggi, sono qui per fare questo passaggio, insomma, negli anni. E ci occupiamo di logistica, ci siamo evoluti per seguire il mercato, abbiamo dovuto e siamo tuttora in competizione con le multinazionali, in tanti casi sono competizione con le multinazionali? Sì, l'Italia è un paese di grandi opportunità per le multinazionali straniere. Alcune di queste sono di proprietà degli stati, pur essendo quotate in borsa, e quindi abbiamo una competitività impossibile quasi, no? Su questo ragionamento. Siamo un territorio di conquista perché una multinazionale non può non essere presente in un paese così importante come l'Italia, e di conseguenza la nostra è una battaglia quasi impari. In che settore? Spieghiamolo bene. Perché noi la facciamo, abbiamo deciso di fare una logistica specializzandoci in tutto quello che è il mondo del beverage, in particolar modo lo spirits e il wine. Noi siamo fieri di avere i più grandi produttori a livello mondiale di multinazionali dello spirits che si affidano interamente a noi per distribuire in tutta Italia, da Trapani a Sluderno. Noi consegniamo tutti i loro spirits. Siamo fieri che anche una grande azienda come la Campari, che è diventata una multinazionale, quindi un fiore all'occhiello per il nostro paese, ci abbia rinnovato questa fiducia, e tante altre realtà che non voglio citare, ma solo per spiegare di che logistica ci occupiamo. Poi qualche anno fa, siamo a 10 anni fa, abbiamo avuto la voglia e il desiderio di capire come funziona la logistica negli ospedali, ahimè. Ahimè perché? Ahimè perché la logistica negli ospedali intacca anche la salute del paziente. Sì. Cioè c'è uno scollegamento e quindi non c'è nessuna tracciabilità tra la prescrizione medica che ti fa il medico quando ti visita al letto
e quello che poi l'amministrazione deve acquistare per rifornire quel paziente, perché il paziente è il cliente dell'ASL, deve rifornirlo. Non essendoci tracciabilità di questa tra prescrizione e somministrazione, tante volte si sbaglia la prescrizione e si sbaglia la somministrazione, e vi do un dato, non è mio, quasi il 12% delle morti negli ospedali avvengono o per prescrizione o per somministrazione errata. Addirittura, Sì. sono dati spaventosi questi. Dato spaventoso. E poi un altro dato spaventoso per noi tutti cittadini, per le nostre tasche, è che il Veneto magari è virtuoso su questo, però in Italia qualche miliardo di farmaci va perso, dico perso, oppure va in scadenza. Vabbè, allora apriamo una parentesi anche da questo punto di vista, e da là nasce il vostro interesse per l'aspetto anche sanitario. Ne parliamo, che sono cose molto interessanti, subito dopo la pubblicità, tra poco.